Eccoci, buonasera, buonasera a tutte e tutti da Luca Martini e da Viviana Salvati. Buonasera. Bentrovate, bentrovati in questo appuntamento speciale di Storie sul pezzo. E prima di conoscere i motivi per i quali consideriamo quello di questa sera un appuntamento speciale, ricordiamo solo che Storie sul pezzo è un progetto di Matearium, laboratorio permanente di scrittura, sostenuto dall'Associazione Servi di Scena e realizzato grazie al progetto Mulino per Sempre. Ma ora basta con le premesse, entriamo subito nel vivo e passiamo la parola a Letizia Buchini, docente della scuderia di Matearium, che ha curato l'appuntamento di questa sera. Letizia, la parola a te e sarai tu a presentarci anche gli ospiti che abbiamo il piacere di avere con noi, vero? Ciao, buonasera a tutte e a tutti. Sono molto felice di essere qui e abbiamo deciso di intitolare questa serata Storie di umani e di IA. Perché quelli che andiamo a scoprire oggi sono dei testi che non solo ci parlano della tematica dell'intelligenza artificiale, ma sono anche stati scritti in collaborazione con un'intelligenza artificiale. Ed era proprio questo che andavamo a cercare per questa edizione speciale, che è speciale per 3 motivi. Innanzitutto perché è un tema così caldo che è bollente, sfuggente, è ancora veramente tutto da scoprire. Il secondo perché nella seconda parte ci sarà un laboratorio interattivo, e il terzo motivo per cui è speciale è che per fare tutto questo abbiamo chiamato degli ospiti speciali, per cui srotoliamo il tappeto rosso di questa sera e vi presento innanzitutto Manuel Macadamia, il nostro cicerone tecnologico di questa Ciao a sera. tutti Ciao e a Manuel. tutte. Ciao. Manuel è un artista digitale, in particolare cura da diversi anni un grande progetto virtuale che è Sunset AI World, e con lui andremo a fare la seconda parte interattiva e ci darai un po' un'infarinatura più tecnica di che cos'è l'intelligenza artificiale e come funziona. Secondo ospite di questa sera è Denise Diaz Montalvo, drammaturga. Ciao Denise, ci senti? Sei con noi? Ciao, buonasera. Ciao Denise. Ciao, Ciao. che bello avervi qui. Denise è una drammaturga attiva in Italia, all'estero. I suoi testi sono tradotti in diverse lingue e stasera è con noi per parlare del suo testo Pet Rock. Infine salutiamo Niccolò Targhetta. Ciao Niccolò. Eccoci. Ciao. Ciao Ciao. Nicolò. Ciao. Autore di diversi libri e creatore della pagina social Non è successo niente. Con lui invece andremo a scoprire il testo Intelligenza artificiale e direi che iniziamo proprio da te, Nicolò, se sei d'accordo. Certo che sì. Dico un paio di informazioni prima di gettarti addosso una valanga di domande su questo testo. Sono terrorizzato. Allora, Intelligenza artificiale è un cortometraggio teatrale, correggimi se sbaglio, che hai creato e presentato all'interno di un progetto dell'Università di Padova in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto. Esattamente, sì. L'idea del progetto è nata appunto cercare un collegamento tra quella che erano le professionalità dell'università, quindi un aspetto un po' più accademico che faceva parte di, diciamo, una prima parte del discorso, e una seconda parte che provava ad affrontare le varie tematiche che ti assicuro erano molto molto varie, perché si andava da epidemie nella storia, a discussioni su insetti a tavola, quindi la nutrizione eccetera eccetera, quindi erano estremamente vari, e nella seconda parte si cercava di creare attraverso un dialogo teatrale, una breve drammaturgia, una prospettiva sul tema. Quindi per me la cosa divertente e che mi ha gettato nel panico più totale è stata, oltre alla fiducia che mi è stata data da queste due sacre istituzioni di Padova, anche il fatto che si trattasse ogni volta di cercare una prospettiva su temi che io non conoscevo ovviamente, ma non a livello accademico, quindi si trattava sempre di indagare un po' un discorso ogni volta sempre nuovo in maniera
che diventasse poi recepibile, funzionale a intrattenere e nello stesso tempo a dare una visione non banale, ecco. E direi che su questo ci dai un gancio proprio per raccontare al nostro pubblico di che cosa parla intelligenza artificiale. Questi due amici al bar che a Sì. partire da un macchiato, un caffè sbagliato, insomma, un ordine sbagliato, cominciano a sciorinare una valanga di luoghi comuni, di frasi fatte, sul fatto Sì. che le persone non ascoltano più. Sì, io sono quello, io sono di una banalità sconfortante e quindi quando affronto la tecnologia invecchio come il nazista alla fine di Indiana Jones, divento proprio una mummia e mi scopro a fare questi discorsi e mi rendo almeno ancora conto della loro banalità. Però mi affascinava, ok, come si affrontano questi discorsi? Un discorso gigantesco come quello dell'intelligenza artificiale, viene banalizzato comunemente nel discorso comune come tutte le altre cose, e a quel punto mi piaceva però introdurre un elemento e ovviamente viene banalizzato in un senso molto particolare, viene giudicato, viene ammaestrato dal nostro modo comune di trattare queste cose che sono gigantesche, quindi noi dobbiamo ridurle e palleggiarci per riuscire ad arrivare a sera. E quindi trovare un sistema per raccontare questa banalità che pian piano ovviamente diventa grottesca, perché Sì, posso non se ti voglio... va, approfittiamo per Sì, leggere il piccolo estratto dal tuo testo che ci certo. racconta bene questa virata grottesca e surreale che prende il testo a un certo punto, quando i due cominciano a commentare con frasi da massimi sistemi l'intelligenza artificiale. Do la parola a Viviana e Luca che ci prestano la loro voce. Allora, sì, Vai, fai tu la Viviana. premessa, Luca. La Ma no, doverosa falla pure premessa. tu, ma oggi è proprio doverosa. Lo è Sì, sempre, ma sì. oggi ancora di più. Sono presenti, è presente l'autore e anche l'autrice, successivamente sentirà anche un estratto dal suo testo. Io e Luca non siamo attori, non siamo professionisti, però in queste occasioni di storie sul pezzo, visto che ci piace appunto far ascoltare degli estratti dei testi alle persone che ci seguono, appunto li leggiamo in diretta, soprattutto nei casi in cui non sono di facile reperibilità, e quindi per poterne parlare leggiamo questi estratti, ma appunto non siamo attori, quindi facciamo quello che possiamo. Ecco. Mossi dal cuore, ecco. Ecco qui, dovreste vedere l'estratto da Intelligenza Artificiale di Niccolò Targhetta. Comunque, tu che ne pensi Di che? dell'intelligenza artificiale, di ChatGPT? Io sono assolutamente contrario. E perché? Cioè, ti sarei fatto un'idea. Ma certo, anzi, proprio per sto discorso qua che abbiamo appena fatto, sono andato a leggermi robe, ho approfondito per bene, mica così tanto per. E che ne pensi? Che ne penso? Oh, aspetta un attimo che mi chiamano Ma non ha squillato. e ce l'ho in silenzioso. Abbi pazienza, è il lavoro, devo rispondere. Torno subito. Allora, ChatGPT, ecco qua, perché l'intelligenza artificiale potrebbe essere un problema per l'uomo. Ok, ok. Mhm. Tutto a posto? Sì, sì, solite beghe in ufficio. Che dicevamo? Cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale? Ah già, beh, ci sono una serie di problemi legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la sostituzione delle persone nel lavoro, i bias e i pregiudizi legati al contatto con l'essere umano, una serie di problemi di etica e di sicurezza legati per esempio al trattamento dei dati personali e non da ultimo la dipendenza che naturalmente finiremo per sviluppare nei confronti di questa tecnologia. Ah, proprio l'elenco per punti, E che vuoi fare? Io funziono così, a scalette. a scalette. Sì. E tu? Io ok. Che ne pensi dell'intelligenza artificiale? Che ne penso?
O se ce l'hai un'opinione informata, mica è obbligatorio. No, 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 ma ce l'ho. Ma si può anche dire non lo so, non c'è mica vergogna nell'ammettere la propria ignoranza. Che ignoranza, anzi, sono contento che hai tirato fuori l'argomento perché ne avrei da dire. E sentiamo, Sì, però prima vado un attimo in bagno. in bagno. Sì, in bagno. È vietato? No, no, ci mancherebbe. Torno subito. Allora, replicare a chi ritiene l'intelligenza artificiale un problema. Grazie Viv e Grazie. Luca. E grazie Nicolò, perché quando ho letto il tuo testo ho trovato che riassumesse bene un tipo di dinamica molto diffusa nei confronti della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, soprattutto nel senso che anche facendo le ricerche per questo incontro si sente molto, diciamo, una reazione, un sentimento di pregiudizio e di timore, che sicuramente è legato a delle questioni che è giustissimo porsi, però magari spesso è più legata a un'ignoranza dello strumento e di come funziona. E un po' ce l'hai raccontato anche tu prima, era una delle domande che volevo farti, cioè da che punto di vista sei partito tu nell'affrontare questa tematica rispetto magari ad altre che avevi affrontato all'interno di questo progetto con l'università. Io ti dirò, il punto di partenza è quello, il punto di partenza è un profondo pregiudizio, anche una profonda paura, una cosa da secoli bui che mi porto dietro. Però poi credo che ci sia una cosa che è allo stesso tempo inquietante e rassicurante. Credo che l'intelligenza artificiale sia ovviamente la nuova grande cosa, come lo è stato internet 30 anni, 40 anni fa. Il fatto è questo, se noi leggiamo magari le cose che il futuro di internet nel passato, cioè come dicevano che sarebbe stato utilizzato, vediamo questi grandi sogni a occhi aperti oppure queste profezie apocalittiche da fine del mondo. E poi alla fine cosa ce ne facciamo? Ci sono le foto dei gatti e queste cose, nel senso, tutto quanto si acclimata, cioè ci sono delle cose bellissime e delle cose aberranti e poi però tendenzialmente la maggior parte delle persone lo usa per delle banalità gigantesche. Noi abbiamo questo grande talento, secondo me, come esseri umani, di avere degli strumenti giganteschi e poi usarli allo stesso tempo per fare grandi cose orribili, ma soprattutto per fare cose banalissime e quotidiane. Secondo me l'intelligenza artificiale potrebbe assolutamente, io non sono un esperto conoscitore, però potrebbe incasellarsi in questo ambito qui, cioè diventare uno strumento molto utile per tante cose, creare delle cose abbastanza distopiche e spaventose dall'altra, ma nella maggior parte dei casi diventare una cosa del tipo fammi la lista della spesa. Mi affascinerebbe l'idea che abbiamo tutto questo potere in mano e poi lo usiamo per delle cose banali. Chissà, qui nel testo ovviamente si va in una direzione precisa che è quella del paradosso della sostituzione, cioè noi deleghiamo all'intelligenza artificiale anche le nostre critiche nei confronti dell'intelligenza artificiale, anche il nostro snobismo nei confronti dell'intelligenza artificiale, dimostrando che in realtà l'intelligenza artificiale ha delle cose da dirci e da raccontarci. Io ovviamente, e scusami, tu mi devi sparare per farmi smettere di parlare, forse questo dovevo anticipartelo prima. Fai qualcosa, urla e io smetto. No, volevo inserirmi per dire proprio che riguardo a questa dinamica qua che dicevi delle cose più aberranti, no? Mm-hmm. Ora il tuo testo non va in una direzione aberrante, però per chi ci ascolta, che non sa come va avanti la storia, i due continuano, no? A rispondersi a colpi di ChatGPT fino ad arrivare a litigare pesantemente, a insultarsi quando si scoprono entrambi a utilizzare ChatGPT e nel momento in cui la connessione cade. Sì, poi anche nel momento in cui si devono scusare o giustificare, esatto. usano sempre ChatGPT, quindi tutta l'interazione diventa un'interazione filtrata da ChatGPT finché la connessione non cade e loro non hanno più niente da dirsi e rimangono lì ad aspettare di riavere questo strumento. Secondo me la parte più divertente, paradossalmente, e entro nel merito, se posso, dell'utilizzo vero e proprio dello strumento, è stata, allora,
come sappiamo, per esempio le immagini costruite con l'intelligenza artificiale in questo momento storico particolare sono facilmente riconoscibili, perché l'IA non ha ancora preso benissimo le misure, quindi magari abbiamo queste facce patinate, un dito in più, un dito in meno, queste cose insomma banalmente riconoscibili. Secondo me esiste la Non stessa dirlo cosa. troppo forte che Manuel si arrabbia. Noi vabbè, allora sono bellissime, però Sto nel senso scherzando. ci sono degli aspetti inquietanti in quel senso, che esistono già, che io frequentando un social di anziani come Facebook mi scopro a osservare ogni giorno. C'è questa grande moda delle immagini in IA con la nonnina che ha cucinato la torta, ho compiuto 109 anni e ci sono migliaia di settantenni che scrivono congratulazioni non distinguendo più la realtà dalla fantasia. Però allo stesso tempo esiste anche un linguaggio specifico, secondo me, dell'IA, l'IA basica, cioè senza un tipo di prompt che poi magari la rende più credibile, che andava replicato nel testo, perché nel momento in cui chiedi un'informazione a ChatGPT ti risponde, ma ti risponde in un certo modo, non ti risponde come una persona normale, ti risponde in maniera molto accademica, a meno che tu non glielo chieda con un tono particolare. Quindi la cosa divertente è stata usare ChatGPT per avere delle risposte credibili a ChatGPT, e il problema mio è stato che tante volte me le dava troppo poco da tecnologia, troppo poco da macchina. Ma tu che domande hai posto esattamente a Io ovviamente ChatGPT? gli facevo le domande che inizialmente gli facevo le domande che facevano I due i personaggi fra di personaggi. loro? Certo, gli facevo le domande, ho detto quali sono secondo te i motivi per bla bla. E lei mi dava delle risposte che funzionavano nel dialogo, ma funzionavano troppo, quindi io poi dovevo un pochino renderle un pochino più Terminator del necessario. Quindi c'è stato anche un lavoro di rielaborazione in qualche modo. Certo, assolutamente, ed è stato il lavoro paradossale di meccanizzazione, cioè li ho dovuti rendere più impersonali di quello che mi aveva proposto lei, esso. SX, Ex, asterisco. esatto, e quindi è stato straniante trovarsi a dover disumanizzare qualcosa che era già ben più umano delle aspettative, insomma. E in questo processo hai fatto tutto da solo? Hai avuto il No, allora, supporto secondo te di un qualcuno? uomo che ha appena scoperto che può rendere sfocato il proprio sfondo può fare tutto questo da solo? No, no, ho avuto il supporto, io ho la fortuna di avere qualche amico, fine, la fase finisce così, no, ho la fortuna di avere qualche amico che conosce e studia approfonditamente l'ambito dell'IA, in particolare di ChatGPT, e mi ha un po' introdotto a questo mondo, con io che facevo proprio l'Umael, l'anziano dietro, e lui mi mostrava come era possibile, per esempio, educare, calibrare alle tue esigenze questa cosa qua. Infatti il processo di diciamo meccanizzazione, chiamiamolo, di spersonalizzazione che ho applicato, mi ha aiutato anche lui, mi ha mostrato, guarda, se tu le spieghi che vorresti che rispondessi come se fossi una macchina impersonale che riceve ma io gli dicevo, ma è una macchina impersonale che riceve istruzioni, perché glielo devo spiegare io? Ed è stato molto, molto affascinante, e adesso io fondamentalmente vivo senza tecnologia in una caverna. No, scherzo, però è stato intrigante l'idea di dover educare a spersonalizzarsi. Grazie. Grazie a te. Lascerei la parola a Viviana, che aveva una domanda specifica per te. No, Nicolò, già un po' ce l'hai raccontato, ma mi piacerebbe approfondire un po' come è stato il tuo intervento da autore dentro questo incontro con appunto sulla scienza, quindi come sono stati presi questi, come è stata la reazione a questi tuoi cortometraggi teatrali, e come è stata anche la scelta magari così di cosa raccontare per andare
anche a cercare quell'aspetto umano, quell'aspetto un po' così, un po' di incertezza, no? All'interno di quegli argomenti scientifici che erano oggetto di questi incontri. Così se ci vuoi No, no. raccontare un po'. Intanto ti ringrazio per la domanda. Ovviamente io avevo la fortuna di essere la parte dell'incontro che non richiedeva nessun tipo di professionalità, che è la parte di intrattenimento, diciamo così. Quindi da quel punto di vista c'è un buon margine di libertà. È stato molto divertente, molto coraggioso secondo me da parte loro decidere di affidarsi a me, perché il tipo di testi che io scrivo spesso non si coniugano bene con realtà istituzionali, e in qualche modo c'è stato anche un confronto, perché ovviamente il mio obiettivo era quello di raccontare sapevo che arrivavo dopo, tra l'altro, nella struttura dello spettacolo, cioè una prima parte con il professore universitario, la figura di riferimento, che appunto sviscerava l'argomento, veniva intervistata, e poi c'era questa cosa. Quindi la mia serviva fondamentalmente per dare una prospettiva. La prospettiva che ho assunto è quella della persona comune che si approccia a questa cosa, quindi era davvero facile da questo punto di vista. Alcune cose hanno creato qualche piccolo problema, perché io dimentico sempre che ho a che fare con delle istituzioni e che devo, per esempio, faccio un esempio molto banale, ma la apro e lo chiudo. Uno dei testi era appunto Insetti a tavola, parlava delle farine di insetti e cercava di smitizzare tutto quello che spesso anche i pregiudizi che sono legati a questo mondo qua. Era molto interessante, e il mio contributo drammaturgico è stato quello di raccontare, di prendere letteralmente il titolo, e quindi erano due mosche che stavano mangiando una merda, come potrete ben immaginare, erano lì, ed però era una merda gourmet, era una cosa di un ristorante stallato. Per capire il livello è quasi Boldi e De Sica. Però erano lì che parlavano, e a un certo punto una delle due propone all'altra, dice: ma tu ti rendi conto l'impatto che ha quello che mangiamo? Cioè è un allevamento, l'allevamento consuma un sacco di litri di acqua, per non parlare degli abusi che ci sono sugli animali. Tu ogni giorno vieni qua, mangi questa cosa e ti assumi la responsabilità di questa cosa qui. E alla fine entrambe facevano questo processo sempre paradossale di consapevolezza, e le portava a decidere di andare a mangiare cadaveri, che all'inizio facevano molto schifo a entrambi, perché dice no, è un tabù, è una cosa terrificante, io non li mangerei mai, però in realtà sono molto più funzionali sono impatto zero. E questo potete capire che quando l'hanno letto alcune figure dell'università mi sono arrivate delle mail meravigliose, però abbiamo risolto Drammaturgia anche quelle, immagino. Esatto, no, poi voglio dire, non c'è stata nessuna censura di sorta, quindi sono stati molto comprensivi. Diciamo che ci sono stati dei punti di domanda. Quindi l'approccio era questo, è un approccio divertito, ai limiti dello scemo, ma che voleva essere quello che io poi è l'approccio che ho nella scrittura, cioè provare a prendere una prospettiva diversa nei confronti di temi che hanno tantissimi punti di vista, e quindi basta solo sceglierne uno. Io tendenzialmente scelgo quello che secondo me può divertire, e divertire al 99% e far riflettere all'1, se mi riesce ogni tanto quello. Ma Grazie. sono d'accordo fino a un certo punto, se posso così dici fare che un è controfeedback, 100% che invece trovo che ci sia un'ironia pungente. Sì, si fa la risata, però non è solo la risata. Questo è il mio così, piccolo punto di vista a Se vuoi proposito scrivere di... una mail all'Università di Padova, io sono... Va bene. Grazie Niccolò, Grazie a voi. grazie, ci hai dato veramente tantissimi spunti. Sì, grazie anche di averci un po' illustrato il tuo approccio alla scrittura, e già descrivere questa tua prospettiva così precisa è uno spunto molto interessante per chi scrive.
Sì, credo che il trucco, adesso vi giuro, io ve l'avevo detto, vi dovete sparare per farmi smettere, però il trucco credo sia questo, e chiudo su questo. Io ho molta paura vedendo chi scrive, sia nell'ambito teatrale che in quello editoriale, chi scrive tende a prendersi molto sul serio, perché la scrittura ti inganna in questo modo, inizi a pensare che, visto che ogni tanto riesci a scrivere delle cose belle, tu sia una bella persona. No, le due cose non coincidono e non dovrebbero coincidere mai. Tu sei una persona piena di banalità, di dubbi, di scemenze, di sciocchezze, e ogni tanto riesci a metterle in ordine sulla pagina in un modo che sembra funzionale a raccontare qualcosa. Se riesci a distinguere questa cosa, secondo me riesci anche a scrivere, non dico bene, ma almeno in maniera onesta. Ecco, che è abbastanza importante. Grazie, grazie. E, proprio per non ritrovarci come i due personaggi al tavolo del bar di Niccolò, a parlare solo di massimi sistemi, è per questo che abbiamo chiesto a Manuel di essere con noi questa sera, per farci appunto un po' da cicerone tecnologico. Vorremmo, Manuel, chiederti se ci dai qualche dritta, qualche informazione su come funziona l'intelligenza artificiale. Anzi, in realtà, parlando con te qualche settimana fa davanti a una birra, tu mi hai spiegato che parlare di intelligenza al singolare non è molto corretto, perché si dovrebbe dire intelligenze artificiali, giusto? Sì, allora io faccio una premessa, nel senso non sono un esperto e non mi piace definirmi esperto, la sto utilizzando tanto, nel senso sto utilizzando vari modelli generativi in vari campi, però ecco, Cicerone mi sembra un ruolo Beh, di sicuro importante. penso che all'interno di questa stanza di Google Meet, poi se qualcuno ha qualcosa da dire in contrario, scriva in chat, credo che tu sia la persona più esperta che ci possa raccontare, proprio in virtù dell'esperienza che hai e del fatto che la utilizzi anche per lavoro, oltre che per progetti artistici personali, insomma. Sì, allora io cerco di fare una panoramica breve e sintetica, nel senso, quando si parla di intelligenza artificiale, in realtà l'intelligenza artificiale è un campo dell'informatica che ha, come tutti i vari campi del sapere, tutta una serie di sottoinsiemi. Quelli che oggi utilizziamo, quindi per esempio ChatGPT o non so se qualcuno qui che è presente collegato stasera ha mai provato Midjourney, Runway o altri modelli, però quello che ne utilizziamo sono dei modelli che tendenzialmente sono proprietari, quindi vuol dire che OpenAI, che è il proprietario di ChatGPT, Midjourney, eccetera, eccetera, hanno costruito i loro modelli a cui noi non abbiamo accesso, quindi noi possiamo utilizzare il modello senza sapere in realtà su che cosa è stato fatto il training. Ora, per essere veramente molto molto sintetici, i vari modelli funzionano un po' come degli shaker, cioè noi gli diamo degli input e ogni elemento di input che viene dato al modello porta con sé tutta una serie di informazioni. Io l'esempio, quando poi avevamo fatto la nostra chiacchierata, che faccio è ipotizziamo la parola mare, no? Mare ha diverse accezioni, cioè a seconda di chi, di chi la pronuncia, no? Nel senso, una persona che è nata e cresciuta in un paesino di mare, il mare associa alla sua infanzia e alla sua vita. Io che sono nato e cresciuto a Milano, il mare lo associo tendenzialmente alle vacanze e all'estate. I vari modelli associano alle varie parole tutta una serie di significati. Quello che noi facciamo con il prompt, quindi quando scriviamo per esempio generami un'immagine del mare al tramonto, ok? È dargli tutta una serie di concetti che si portano dietro tutta una serie di informazioni. Quello che fa il modello è shakerarli, ok? Shakerare tutte queste, creando una vera e propria nube di possibilità. Adesso spero di non essere troppo tecnico, però diciamo così, si crea come nella fisica quantistica una nuvola di possibilità e quello che viene fuori dal modello, l'output, è una delle possibili combinazioni che il modello ha fatto. E che corrisponde a un SID, viene chiamato in termine tecnico, che è un numero.
Quindi vuol dire io con questi elementi, combinandoli in questo modo, ho ottenuto questo risultato. E se noi copiamo e incolliamo il SID nella generazione, che vuol dire dandogli il comando successivo, faremo eseguire al modello lo stesso processo, altrimenti ogni volta il processo cambia. Questo molto sinteticamente. Non so se poi tu hai delle domande un po' più specifiche. Ma infatti, legandomi a questo, lo vedremo anche poi direttamente durante il laboratorio, questo processo, però anche vedendoti lavorare ho capito che cioè il processo sta proprio nel dare degli input, delle richieste all'intelligenza, al modello di intelligenza artificiale che utilizziamo, ricevere un output che lui ci fornisce, che però non è detto che sia esattamente quello che noi volevamo, il tipo di immagine che volevamo, lo stile o il tipo di testo, di come viene detto, di come viene scritto, e quindi si tratta di un ping pong per andare a specificare sempre di più il tipo di richiesta, di modo che aggiunga, come dire, dei tasselli all'output che ti dà, no? Sì, hai usato secondo me la parola giusta, cioè specifico. Bisogna essere specifici, ma non troppo, cioè è un giusto equilibrio, nel senso che se si è troppo generici, il modello, cioè se io chiedo a un modello generativo che genera immagini, quindi Midjourney per esempio, la foto del mare, mi creerà la cosa più generica possibile, tendenzialmente anche, come diceva prima Nicolò, molto riconoscibile da un punto di vista estetico, quindi diciamo che questa immagine è stata generata dall'intelligenza artificiale. Dall'altro estremo, se sono troppo specifico, non lascio, tra virgolette, chiamiamola così, libertà al modello di essere creativo e quindi di creare una combinazione interessante o quantomeno inaspettata, no? E quindi un po' l'equilibrio sta in quello. Io quando lavoro con i modelli generativi faccio il procedimento opposto, cioè in base all'output che mi dà cerco di capire qual è il bias che ha il modello. Faccio bias, intendo fondamentalmente quali sono, come è stato trainato, su che cosa è stato fatto il training e quindi quali sono gli elementi che io li devo andare a specificare perché non sono stati specificati nel training. L'esempio, se io adesso, questo poi ha a che fare con tutta una serie di altre tematiche, ma se io chiedo a un modello generativo di immagini, tendenzialmente di generarmi un'immagine in primo piano di una bella donna, me la genererà bionda con il seno molto pronunciato. Questo perché il modello è stato trainato, cioè è stato la serie di immagini che gli sono state date in pasto, associate a bella, ai due concetti di donna e bella, fondamentalmente sono appunto l'essere bionda e l'aver il seno pronunciato. Quindi io quando vado a creare, a generare quell'immagine lì, so che devo specificare tutta una serie di cose, perché altrimenti il modello avrò a che fare col bias che il modello ha, e i bias ce li hanno tutti i modelli, tra l'altro ce li abbiamo tutti noi esseri umani. Quindi ecco, diciamo forse la cosa più interessante nel lavorare con i modelli generativi è che proprio perché l'intento, quando sono stati creati, quando tutto il campo intelligenza artificiale è partito, tutti gli studi di intelligenza artificiale sono partiti, l'obiettivo era replicare il funzionamento del cervello umano. Quindi lavorando con i modelli, in realtà funziona un po' da specchio, cioè capisci o quali sono dei meccanismi con cui il modello lavora, che poi sono tra l'altro dei meccanismi molto, molto umani. Ma infatti su questo volevo fare una citazione dal testo di Denise che andiamo poi a scoprire, che a un certo punto fa dire a un personaggio, adesso ecco qua, fa dire a un personaggio a un altro: la macchina non crea, mette insieme gli input alla meno peggio. E l'amica gli risponde: e invece l'umano che fa? Esattamente. E mi viene in mente anche un altro intervento di Francesco Isa che vi consiglieremo, vi lasceremo dei link alla fine, un artista visivo e filosofo che fa delle conferenze molto interessanti su questo tema, che parla proprio di come ogni opera d'arte, anche quelle non create con l'intelligenza artificiale, in realtà sono sempre opere d'arte collettive, perché Van Gogh non sarebbe Van Gogh se prima di lui e lui non avesse ricevuto tutto il bagaglio di tutti gli artisti, filosofi
di tutto quello che c'era prima di lui. È chiaro che non possiamo fare un parallelismo così semplicistico con l'intelligenza artificiale, però ci vedo un'assonanza rispetto a quello che hai appena detto tu, no? Sì, anzi, io sono abbastanza convinto che le due, cioè, il fatto che i modelli si siano evoluti così velocemente negli ultimi 2 anni, cioè, nel senso, sull'intelligenza artificiale si sta lavorando da una quarantina d'anni, però servivano le tecnologie e sviluppare soprattutto un certo tipo di approccio che permettesse come dire, un utilizzo, diciamo così, di massa, no? Però so come dire, non ci vedo molta differenza tra come funziona un modello generativo e come in realtà funziona il nostro cervello, con la differenza che il nostro cervello funziona meglio, ma perché è in grado di processare ed elaborare più informazioni, e ad oggi noi siamo arrivati a un plateau, diciamo, no, nello sviluppo di questi modelli, perché la quantità di dati che i modelli possono elaborare cioè, appunto, siamo arrivati un po' al limite, nel senso che servirebbero tecnologie o sviluppare nuovi workflow, diciamo, nuovi metodi di calcolo, perché altrimenti non abbiamo proprio lo strumento per fare questa cosa, ma è solo una questione di scala, cioè quanti dati, quante informazioni si riescono a processare. Perché poi una cosa interessante, adesso davvero se poi vado troppo nel tecnico, stoppami, è che però questo processo di calcolo, diciamo così, deve avvenire tendenzialmente in contemporanea o diciamo così, in molte poche fasi. Adesso senza entrare, insomma, davvero andiamo troppo nel tecnico. E il punto è proprio quello, cioè queste informazioni per fare quello shaker di cui parlavo prima, serve che tutte le informazioni contemporaneamente vengano mescolate per creare questa nube, no, di varie possibilità. Altrimenti la cosa non funziona. Questo, tra l'altro, pone un tema, perché questa cosa, questo processo richiede tantissima energia e ad oggi abbiamo un problema, nel senso che noi utilizziamo questi vari modelli per magari appunto fare la foto della nonnina da postare su Facebook e adesso non dico che ogni volta che facciamo la foto della nonnina muore un pinguino, più o meno, cioè ci sono, insomma, il tema quanta energia utilizziamo per appunto usare i vari modelli e quindi perché, qual è lo scopo in cui utilizziamo i vari modelli, questo è uno dei grandi temi di oggi soprattutto. Sì, grazie. Vorrei riagganciarmi a una parola che hai usato prima. Hai parlato di specchio. E su questo lancio la palla a Luca, perché anche lui aveva una domanda specifica su questa parola che hai tirato fuori. Infatti sono rimasto contento di averla sentita dalle tue labbra questa parola specchio, perché da quello che ho capito, non conosco la materia, però da quello che ho capito un'intelligenza artificiale non crea nulla di nuovo, non fa altro che rielaborare ciò che l'essere umano le dà, giusto? Dalla rete o dagli input che le vengono forniti, e quindi è come se l'essere umano si trovasse davanti, forse per la prima volta in maniera così potente, davanti a uno specchio gigantesco. Nel momento in cui si relaziona con l'intelligenza artificiale è come se si relazionasse in realtà con se stesso. E quindi mi chiedo, ma non pretendo una risposta definitiva chiaramente, quale immagine dell'essere umano ci può restituire un'intelligenza artificiale? E lì è l'altro grande tema, cioè che cosa stiamo dando in pasto ai vari modelli. Perché è un po' come l'esempio delle mosche, no? Cioè, nel senso, se la qualità del dato, per quello è importante che il dato sia di qualità, con dato io intendo immagini, informazioni, parole, qualsiasi cosa, dato proprio in senso generico. Se il dato non è di qualità, l'output che verrà generato anch'esso non sarà di qualità, quello per forza. Se vogliamo fare un paragone come l'essere umano, cioè se tu tutti i giorni vai a mangiare a un fast food, il tuo fegato non starà benissimo, so come dire. E quindi la tua salute ne risentirà, stessa cosa. E non sarà colpa dello specchio. Esattamente.
Certo. È un po' quello il discorso, ed è un tema che secondo me su cui si sta un po' sorvolando, cioè ehm, io non so se il paragone con internet sia esattamente calzante, nel senso che queste tipologie di strumento sono veramente molto molto potenti e richiedono, secondo me, una responsabilità collettiva e innanzitutto una conoscenza, cioè nel senso, innanzitutto bisognerebbe capire come funzionano e cercare di conoscerli. Ecco. Ma infatti, E- sì, nel testo di Niccolò Targhetta, ad esempio, i due amici a me sono sembrati prima di tutto soprattutto molto goffi nell'utilizzo dello strumento. Mi hanno fatto venire in mente quasi i primati di 2001 Odissea, quando cominciano a interfacciarsi con un qualche cosa che ancora non riescono e non possono maneggiare con troppa facilità. Sì, è che mentre appunto altre tecnologie abbiamo avuto il tempo per assimilarle e già internet è andato alla velocità della luce, però ci sono stati appunto adesso diciamo una quarantina, trentina d'anni, però già se vediamo da quando abbiamo avuto in mano i telefonini, cioè gli smartphone, quanto i tempi si restringono, no? Il rischio è che in tempi molto brevi ci si trovi di fronte a uno strumento che è troppo avanzato per essere proprio anche solo compreso, no? Nel senso che funziona talmente bene che o è talmente appunto potente, ci si può fare talmente tante cose che ora che si colma quel gap tra non so niente e conosco e ho padronanza dello strumento, ecco, questo non si può fare perché poi è esponenziale, cioè lo strumento, i vari modelli, veramente, io sono partito a usarli per puro caso all'inizio, cioè quando proprio 2 anni fa, quando sono stati messi a disposizione del grande pubblico. E i primi 6-7 mesi ogni giorno usciva una cosa nuova e io per una volta è capitato 1 mese e mezzo, non ho aperto i vari modelli per studiare le cose e quando l'ho riaperto dopo 1 mese e mezzo non sapevo dove mettere mano ed era passato 1 mese e mezzo. Quindi è un po' quello secondo me il rischio vero, non tanto che, ecco, non penso tanto a scenari apocalittici, perché quelli li lasciamo un po' ai film americani, però è il rischio di trovarsi di fronte a un mondo che funziona e noi non capiamo come funziona, perché poi questa tecnologia cioè, è permeante, ma lo è già, Certo, e lo diventerà sempre di più. Quindi, ecco. grazie. Manuel, grazie per questa infarinatura più tecnica, doverosa in questo incontro. E ci ritroviamo dopo per la parte più interattiva in cui ci farai divertire. Garantiamo, io, Luca e Viviana garantiamo. E direi che è il momento di entrare a gamba tesa in Pet Rock di Denise Diaz Montalvo. Ecco. Eccola. Anche qui farò un po' di presentazioni, correggimi se sbaglio. È un testo che tu hai sviluppato dopo essere stata selezionata per da un bando e insieme a un gruppo di drammaturghi avete lavorato sul tema del metaverso, giusto? Che tra l'altro, parentesi, per chi insomma, non sa cosa sia, non apriamo il capitolo metaverso perché sarebbe un altro gigantesco tema, però ecco, giusto per capire che cos'è, perché sarà importante per capire il testo, proprio alcuni passaggi del testo. Il metaverso è un ambiente un insieme di ambienti virtuali in cui le persone possono interagire attraverso degli avatar. Esatto. Va bene? Sintetica ma efficace, va bene? Perfetto. E quindi tu all'interno del progetto Futuro Passato, Memoria Digitale, dell'associazione Teen House all'interno del Festival Estivo del Litorale, giusto? Hai sviluppato questo testo. Qualcuno che è in ascolto potrebbe chiedersi: ma cosa vuol dire pet rock? Tu lo fai dire a Pietro, che è uno dei tuoi personaggi, uno dei protagonisti del testo, che dice: uno negli anni 70 ha venduto pietre lisce come animali domestici. È diventato ricco, le persone ne hanno comprate a milioni, perché effettivamente facili da mantenere, non richiedono cibo, non richiedono cure,
la pet rock, la pietra domestica. E io avevo questa curiosità prima di iniziare, ma te lo sei inventata o è vero? E come mai hai scelto questo titolo? È una storia vera, infatti, per quanto assurda, è una storia vera. Mi sembra nel 75 c'è stato questo inventore californiano che ha deciso di mettere in commercio dei ciottoli proprio, dei ciottoli di fiume, e con degli occhietti di plastica. Se cercate le immagini su internet sono anche divertenti da vedere, sono questi ciottoli di fiume con gli occhietti. E la pubblicità per questi oggetti era proprio questa, era giocata sul fatto di come prendersi cura di una pietra. Perché in questo tema che c'era stato dato, cioè l'esplorazione dell'intelligenza artificiale, mi interessava, ho capito che quello che mi interessava esplorare non era tanto l'intelligenza artificiale in sé, ma come l'umano possa diventare lui stesso un'intelligenza artificiale. Quando un essere umano si trova a vivere in una condizione di isolamento rispetto alla socialità, e quando si trova ad appiattire sempre di più la sua vita emotiva, affettiva, fisica, e quindi diventa una sorta di pietra e una sorta di intelligenza artificiale che quindi processa le informazioni in una maniera spersonalizzata, e quindi mi interessava esplorare questo confine che forse può andare assottigliandosi sempre di più tra l'essere umano e la macchina. E questa pietra mi piaceva anche un po' perché si parla sempre ovviamente della tecnologia. Mi interessava esplorare questo cortocircuito tra età della pietra e età della tecnologia, che però in qualche modo e in qualche cosa potevano assomigliarsi. Quindi l'essere umano che diventando macchina diventa pietra. E Molto quando il interessante. protagonista parla di questo pet rock, poi vabbè, spoiler, tanto il protagonista appunto vive in questa, la drammaturgia ha come unico compagno di vita un cane, e alla fine invece non ci sarà più neanche il cane, ci sarà una pet rock. E quindi è come se fossero poi due pietre, una grande umana e una piccola del fiume, una accanto all'altra. Quindi Mhm. queste quindi non Sì, complementari, perché poi non dialogano. sì. Fra poco arriviamo anche proprio alla trama. Volevo fare prima una piccola considerazione sull'elenco dei personaggi. Volevo condividere una riflessione che ho fatto quando ho riletto, perché avevo sentito in lettura scenica a Udine il tuo testo. Tu scrivi nell'elenco dei personaggi: Pietro, copywriter e articolista sui 36 anni. Bartol Bait, avatar di Pietro. Cane di Pietro. Antonia, performer sui 28 anni. Amica di Antonia. ChatGPT. Telecamera di Alexa. Telecamera della spiaggia. E poi un'infinità fra poliziotti, avatar, pop-up, un umanoide, una dottoressa, un'infermiera robot, tra l'altro con una postilla finale che ho molto apprezzato: produttori non sbiancate, 3 interpreti basteranno. Necessaria specifica nel teatro contemporaneo al giorno d'oggi. E quando ho letto questo elenco, inizialmente, cioè, ci riporti a dei diversi piani di realtà, cioè quello concreto umano, con dei personaggi umani o dei robot fisici, e un piano di realtà virtuale, in cui però la vita va avanti, cioè succedono delle cose che poi influenzano la realtà concreta. E tutto questo coacervo di personaggi virtuali o digitali, potrebbe sembrare che questa storia è ambientata in qualche futuro ipertecnologizzato, ma poi io mi son fatta questo pensiero, ho detto: "Cavoli, ma in realtà, cioè, se io comincio a pensare, a elencarmi, tutti gli oggetti tecnologici che potrebbero raccontare la mia vita, a partire dalla telecamera che mi sta
riprendendo, dal microfono che mi sta riprendendo la voce, tutti i pop-up che mi saltano fuori ogni volta che apro un sito, ChatGPT, le telecamere che mi riprendono per strada, cioè avrebbero così tante cose da raccontare. E ho trovato molto interessante che tu prendessi anche questo punto di vista che in realtà è estremamente quotidiano. Sì, a me, cioè la cosa che ho fatto anche in senso ironico di moltiplicare all'infinito i personaggi, sono 23 o 24 personaggi, e che potevano essere messi in scena da 3 interpreti, poi in realtà pure 2, perché nella lettura scenica Odin erano 2 gli interpreti. No. Sembrava interessante questo fatto di questa moltiplicazione virtuale dei personaggi, dei protagonisti, e poi invece il fatto che sulla scena ci fossero solamente 2 attori o 3. Nel senso che questo mi sembrava anche proprio paradigmatico di tutto questo cornice di solitudine. Per esempio, anche se pensiamo alle amicizie social virtuali, magari una persona molto sola può avere il profilo social con 10.000 amici. E quindi anche questa solitudine è rimarcata dal fatto di avere queste presenze, sovraffollamento di presenze, e poi essere soli sulla scena. Io mi immaginavo anche Molto una messa in interessante. scena, appunto, voci, le musiche, i video, qualcosa di sempre virtuale che poi lasciasse il corpo dell'interprete solo. Molto interessante, molto. E su questo entrerei a gamba tesa sulla trama di Petroc. L'hai anticipata già un po' tu, diciamo che essenzialmente, correggimi se sbaglio, se dimentico delle cose, principalmente si intrecciano 2 filoni di storia. Uno riguarda Pietro, di cui appunto ci hai parlato, che vive da solo con il cane, è un articolista che scrive i suoi articoli con ChatGPT e beffa del destino, vince pure il premio come miglior dipendente dell'anno. E appunto fa una vita di totale solitudine fra ChatGPT, il metaverso, Pornhub e siti vari. E l'altra storia che si intreccia invece è quella di Antonia, una performer, una giovane performer che davanti alla performance di un robot va in escandescenza perché dice che le macchine non possono creare arte e deciderà di fare una contro-performance di risposta a quanto ha visto, proprio per dimostrare il fatto che l'arte è qualcosa di solo umano. Ho riassunto bene? Perfetto. E su questo volevamo condividere con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici 2 piccoli estratti dal testo che ci danno un po' il gusto, ci fanno assaggiare l'atmosfera che regna in Petroc. Chiederei di nuovo la voce a Viviana e Luca. Il primo estratto riguarda proprio la discussione che Antonia, la giovane performer, ha con la sua amica appena dopo aver visto la performance di questo robot umanoide. Da Petroc di Denise Diaz Montalvo. Le macchine non sentono, le macchine non sanno di essere nel mondo. Figurati in una performance. Le macchine non possono prenderti cura di niente, non possono mettersi a fare arte. È follia, pura follia. Non sentono, non soffrono, non hanno traumi, emozioni. Che cazzo gli serve a fare l'arte a loro? Loro non possono mettersi a fare arte. Perché a te sei visto come ti li cura i traumi, l'arte. L'arte non è una medicina, è terapia occupazionale, ma non aiuta ad andare avanti, men che meno a coloro che la fanno. Sbam! No, Schwab. Poi la macchina non crea, mette insieme gli input alla meno peggio. E l'umano invece che fa? Comunque non rimarrò in silenzio davanti a questo scempio. Sto pensando a una risposta artistica a quello che abbiamo visto, una sorta di controperformance. Non rimarrò in silenzio, vedrai. E ascoltiamo subito anche un secondo estratto che invece ci parla della vita di Pietro in solitaria con ChatGPT. ChatGPT, aiutami, quale aggettivo posso usare per descrivere qualcosa che appartiene al metaverso? Per descrivere qualcosa che appartiene al metaverso, potresti usare l'aggettivo
metaversale. Ma non mi piace, mi sa di metaversale, un po' alla livornese. Un altro per caso? Capisco. Potresti usare il termine metaversiano. Inoltre, tenendo presente che il metaverso è relativamente nuovo e in evoluzione, potresti sperimentare neologismi o espressioni creative per trovare un oggettivo che ti soddisfi appieno. Metaversiano è perfetto. Sono felice che ti piaccia. Se hai ulteriori domande, non esitare a chiedere. Sono qui per aiutarti. Qui dove? Metaversiano mi sa anche un po' di marziano, che poi pensiamo sempre ai marziani, dal pianeta del dio della guerra. Io invece preferisco i saturniani, gli uraniani, i venusiani, ancora di più le venusiane. La preferenza per i saturniani, uraniani o venusiani è comprensibile. Il fatto che tu preferisca le venusiane suggerisce un interesse per la diversità delle creature immaginarie. Le venusiane possono inoltre essere connotate da un elemento di fascino e mistero. Eppure si tratta di scenari fantastici e ipotetici, per quanto ancora vorrai fuggire dall'esistente venusiana. Ti fa paura una donna vera? Ignavo, indolente, inerte, anche davanti alle situazioni più estreme. Internet tiene traccia di tutto, di quella volta che ti vedo che cancelli la tua cronologia, non servirà a niente. Internet tiene traccia di tutto, di tutto. Che dati venderemmo altrimenti? Ricordiamo perfettamente come ti sei comportato nel metaverso quando... Pietro si sveglia ansimante. Pietro sembra aver fatto un brutto incubo. Pietro è completamente sudato. E a partire da questi due strati che sono dei concentrati esplosivi di temi, vorremmo chiedere un po' anche a te, Denise, in che modo ti sei interfacciata con l'intelligenza artificiale, quali potenzialità, quali limiti hai riscontrato, quali domande hai fatto all'intelligenza artificiale e come già un po' ci hai detto in realtà, quali punti del tema ti interessava di più andare a toccare. Allora, di ChatGPT volevo proprio metterlo come personaggio perché mi interessava proprio il linguaggio di ChatGPT quando come domanda non gli specifici, non gli chiedi esplicitamente quando fai una domanda senza specificare rispondimi alla maniera di, mi interessava proprio utilizzare quel linguaggio proprio di ChatGPT all'interno del testo, anche proprio per mettere in risalto la questione linguistica. Mi- Questo linguaggio molto senza scarnificato, se vogliamo, senza sangue, mi piaceva questa opposizione, metterla in relazione, per esempio, all'ultimo monologo di Antonia, che invece è un monologo completamente irrazionale, dissociato, che a tratti incomprensibile, c'è l'elemento di incomprensibilità, di imprevedibilità è quello che un'intelligenza artificiale ad oggi non ci può restituire. Inizialmente la questione sì, linguistica proprio, di mettere in relazione questo linguaggio Antonia che è un elemento viscerale. E infatti poi l'altro grande tema di questa drammaturgia era proprio l'assenza di corpo, l'assenza di presenza, che è proprio secondo me il grande discrimine. Nel senso, mi è stato chiesto di scrivere questa drammaturgia appena dopo averne scritta un'altra quasi diametralmente opposta, perché l'altra parlava delle baccanti, si chiama, parlava dell'importanza della presenza nello spazio. Appena dopo questa drammaturgia sul metaverso, in cui il grande assente è proprio il corpo. Che si rilega E anche poi al discorso che facevi prima sulla scelta dei personaggi e degli interpreti, no? Esatto. Di restituire questa sensazione di mancanza di presenze senza corpo. Sì, sì, sì. Poi per questo infatti era un argomento su cui anche all'inizio
non ne sapevo granché. E proprio dato che mi interessava esplorare questo, il fattore dell'inorganico, mi interessava anche sapere il, il tema proprio del desiderio, cioè questo personaggio maschile, Pietro, ha questa sessualità completamente virtuale, quindi mi interessa capire qual era poi lo sbocco del desiderio in questo genere di mondi. E anche poi nella vicenda della trama questo è un dato fondamentale. Nel senso questo desiderio inorganico, senza oggetto quasi, spogliato poi da... Sì, scarnificato. Esatto, che entra nel vivo proprio anche di questa controperformance. Non so quanti spoiler fare al nostro pubblico perché speriamo di vederlo presto in scena questo testo, però proprio nella controperformance di Antonia per affermare, diciamo, l'umanità dell'arte arriverà ad una dimostrazione estrema, no? Perché estremo è il dilemma, secondo me. Estremo è il dilemma. Ehm, Poi ehm, sulle... Ah, scusami. no, no, Nel no, senso, mi prego, prego. interessava No, no. poi esplorare nello specifico anche poi l'universo dell'arte performativa in particolare, come poteva relazionarsi a un metaverso, a una performance di umanoidi, di robot. E quindi proprio nello specifico artistico questa intelligenza artificiale rispetto a questa Antonia sembra una grande erede di Artaud, dell'azionismo viennese, di quest'arte fatta di sangue e poi la sua performance estrema nella trama viene proprio, lei muore e secondo me la cosa interessante è che poi comunque viene oltre che riassorbito raccontato da un'intelligenza artificiale. E quindi possiamo, cioè sia un fallimento che una vittoria, è molto ambiguo anche come esito. Sì. Lascerei la parola a Viviana per un'ultima domanda molto specifica sul tema del lavoro. Sì, appunto Denise, leggendo il tuo testo ho trovato molto interessante il tema del lavoro, no, in questi due personaggi, Antonia e Pietro. Un lavoro inteso come un intreccio tra la relazione con la società, l'impegno personale, la crescita personale e anche il riconoscimento da parte della società, che i due personaggi vivono in modo molto differente. E Pietro sceglie di chiamare il suo avatar Bartol Bite, non a caso, quindi si riferisce a un personaggio che appunto aveva un approccio con il suo lavoro molto, molto particolare. Ecco, quindi se vuoi raccontarci, approfondire questo aspetto nella costruzione dei due personaggi in quanto coppia di opposti e di come l'intelligenza artificiale si colloca in questa riflessione sul lavoro delle persone. Sì, il personaggio di Pietro, come dicevo prima, è un po' quello che rappresenta l'approssimarsi dell'umano a un'intelligenza artificiale quando viene meno la dimensione emotiva. Quindi il suo avatar ho scelto di dargli quel nome perché il personaggio di Bartleby è il personaggio esprime secondo me più di ogni altro la volontà di non volere, l'assenza di volontà propria. E infatti delegando il proprio lavoro a una macchina, ChatGPT, anche poi l'aspetto di gratificazione derivato dal proprio lavoro è completamente assente nel personaggio di Pietro. E che nonostante tutto, nonostante questo, nonostante l'assenza di gratificazione, l'assenza di felicità nel compiere il proprio lavoro, lavora incessantemente. E il personaggio
quasi opposto invece di Antonia, pur essendo performer, non declina mai le sue scelte, le sue azioni come un'operazione, sembra quasi più invece una risposta viscerale, fisica. In qualche Denise, ti abbiamo perso? Provo a togliere il video così magari appunto tolgo il video. Ok, provo a toglierlo anch'io. Ah, ok. Abbiamo perso le ultime frasi, Denise. Mi Sì? sentite? Adesso Sì, adesso ti sentiamo bene. Forse Denise prova anche tu a togliere il video così forse un po' più... Migliora la connessione. Sì. Vediamo se riusciamo a recuperare Denise. Forse abbiamo qualche problema tecnico. La Sì, un connessione. problema tecnico che in una puntata dedicata all'intelligenza artificiale, alla tecnologia, mi sembra giusto. Allora magari mentre proviamo a ripristinare la connessione con Denise, prima Letizia, no, avevi nominato un intervento che era stato fatto in occasione di una conferenza di Francesco Disa. Sì, sì, se vuoi condividere il link, Luca, in chat. Esatto. Allora io condividerei in chat proprio il link di questo intervento, che non so se volete un attimo presentare, Letizia e Viviana, per inquadrare un attimo, no, il contesto nel quale Francesco Disa fa queste considerazioni. Vado io, Viv, vai tu? Vai pure tu, Letizia. Eccolo. Sì, è in un chat. TEDx in cui appunto interviene Francesco Disa, che ripeto è un artista visivo e filosofo, in cui appunto fa delle considerazioni molto interessanti sull'intelligenza artificiale. Trovavamo che potesse essere un ottimo spunto anche per continuare a proseguire la riflessione al di fuori di questo incontro. Però trovate anche tantissimi altri contenuti su YouTube, non solo questa conferenza, e vi invitiamo proprio a spulciarlo, perché dà dei bei punti di vista. Denise, ci sei? Ecco, è tornata Oh, Denise. scusatemi, mentre stavo Tranquilla, parlando sì. la capita. connessione. Approfitto- Pure durante la tesi. Approfitto per dire, l'aveva un po' già anticipato Viviana, ci scusiamo con Denise, abbiamo tolto la videocamera durante alcuni dei tuoi interventi, ma soltanto per alleggerire la connessione. Perché non mi sentivate neanche quando parlavo? Sì, no, si è sentito assolutamente, è arrivato tutto il senso, semplicemente ogni tanto si perdeva qualche lettera o qualche parola, o qualche lettera all'interno di qualche parola, ma il contenuto è arrivato tutto, ma volevo soltanto spiegare il motivo per cui avevamo tolto le telecamere. Unicamente. Scusatemi. Nessun problema. Ti chiediamo se vuoi concludere l'intervento che stavi facendo prima, perché fra poco andiamo addirittura d'arrivo verso la seconda parte della serata. Ti abbiamo persa quando parlavi di Antonia, cioè abbiamo sentito bene il tema del lavoro nel personaggio di Pietro e la connessione si è interrotta mentre stavi per parlare di Antonia, che quindi ha invece un approccio diametralmente opposto, viscerale, appunto, al suo lavoro, che è anche la sua arte. Esatto, che essendo questo personaggio completamente in contrasto con Pietro, al contrario, anche lei sembra quasi agire mossa
cioè al contrario di Pietro, lei sembra agire mossa da una volontà quasi più grande di lei, sembra mossa da elementi magici, sciamanici, che neanche lei stessa è in grado di controllare. E questo porterà comunque alla catastrofe anche nel suo caso. Abbiamo fatto un Mi po' di piaceva, spoiler insomma, stasera. sì, in questa cornice abbastanza grottesca mi piaceva enfatizzare entrambe le derive estreme dei personaggi. E abbiamo qualche data in vista, qualche prospettiva su questo testo? Non so se ci possono fare spoiler. No, ancora con certezza non... Ho deciso di... Ora sto concentrandomi alla messa in scena del testo precedente a questo, Le Baccanti, che andrà in scena dal 4 al 9 febbraio a Napoli, al Mercadante. Se vorrete Se venire... collega siete da super- Napoli, si segni subito la data. E poi subito dopo mi piacerebbe iniziare a lavorare a questo testo. E speriamo di vederlo presto in scena, anche Pet Rock. Grazie mille, Denise. Grazie. Mi Grazie. piacerebbe... Anche tu, Grazie a voi. anche tu ci hai dato veramente delle pillole esplosive di temi, di spunti così, da meditare. Grazie. Ecco, è arrivata la pubblicità in chat. Sì, se qualcuno nei pressi di Napoli con le date, ecco, c'è E questa occasione. approfittiamo anche per lasciare i contatti social dei nostri ospiti, che ringraziamo di nuovo tutti, così potete andare a cercarli su Instagram e rimanere aggiornati sulle loro attività. Chiedo a Luca se riesce a Sì. inviare in chat. Sì, adesso lascerò in chat il link proprio alle pagine degli ospiti di questa sera. Grazie Luca. E io direi che è ora di richiamare in causa il nostro Manuel. Siamo mi pronti a associo. giocare, Manuel. Siamo come dei bambini al parco giochi. E prima di buttarci, anzi buttandoci in questa parte così ludica, interattiva, volevamo condividere con il nostro pubblico il materiale di partenza che abbiamo scelto per questo laboratorio. Infatti abbiamo parlato con Manuel prima di specchi e abbiamo detto: perché non lavorare in maniera creativa con l'intelligenza artificiale alla creazione di un personaggio che sia lo specchio delle brame? Ma non aggiungo nulla. Manuel, guidaci tu in questa avventura. Allora, aspettate, condivido lo schermo. Ok. Scusatemi, oggi c'ho un po' di tosse. Allora, quello che proveremo a fare è creare un GPT personalizzato. Non so se qualcuno ha mai provato a utilizzare ChatGPT. Diciamo che ci sono diverse versioni. Nella versione Pro di ChatGPT c'è la possibilità di creare appunto di personalizzare il proprio GPT. E allora, questa è l'interfaccia di personalizzazione. Io cercherò di faremo assieme, insomma, proveremo a creare questo personaggio insieme a Letizia insomma abbiamo deciso, e insieme agli altri partecipanti di Matearium abbiamo deciso di lavorare sul personaggio dello specchio, e loro hanno selezionato questo testo che noi adesso andremo a copiare. No, non è questo qui, non l'ho preso. Allora. Ecco, e nel frattempo ricordiamo al nostro caro pubblico che avremo bisogno dei suoi suggerimenti, dei suoi interventi proprio per andare a interagire con questa intelligenza artificiale per
andare a costruire questo personaggio, no? Che conosciamo, Letizia, anzi che non sarebbe neanche, o meglio che è un personaggio non umano, guarda caso, ma che è proprio lo specchio della fiaba di Biancaneve. Quindi, come da tradizione per questi appuntamenti, mano, lo diciamo al nostro pubblico, mano alle tastiere per comunicare tramite la chat. Sì, quindi abbiamo pensato appunto ad un avvio, no? Ad una base per il personaggio, e abbiamo scelto un personaggio anche di una fiaba ecco, per avere uno scenario fantastico e poter avere più libertà di creazione, e poi assieme a voi troveremo come specificare questo personaggio che poi dopo parlerà, con cui potremo dialogare, giusto? Sì, sì, nel senso quello che andremo a fare è creare il personaggio, c'è la possibilità in questa parte qui a destra di vedere un'anteprima e quindi vedere come ChatGPT che sta interpretando questo personaggio ci risponde e fare poi eventualmente i dovuti aggiustamenti. L'idea appunto è che la cosa sia interattiva, quindi proveremo a creare un personaggio stratificando man mano tutte le varie informazioni che possono, i vari layer, no? I vari strati che compongono poi un personaggio, una personalità. E Io tutti questi, tendenzialmente... e Sì, sì, tutti prego, questi scusami. strati, giusto Manuel, noi li diamo a ChatGPT invece nella colonna di sinistra, quindi Esattamente. lì gli daremo tutte le indicazioni su come vorremmo che questo personaggio, questo modello, interagisca con noi. Sì, esatto. Ehm, Partendo dal materiale che appunto abbiamo selezionato, adesso io gli ho fatto qui una breve... io tendenzialmente un approccio sempre, cerco di essere gentile, perché penso che anche con una macchina la gentilezza funzioni. Perché è uno specchio, abbiamo Qui- detto, quindi mi sembra una scelta esatto. saggia. Bisogna, esattamente. Lo specchio delle brame. Ti chiederei... dare questo testo. Eh, E mentre Manuel scrive, anticipo che questa finestra di dialogo che costruiremo insieme questa sera sarà poi disponibile sulle nostre piattaforme. Vi comunicheremo via mail a tutti voi che siete qui stasera, dove potrete ritrovare questa finestra di dialogo e parlare con lo specchio. allora, adesso lo sto... Perfetto. Allora, quindi gli abbiamo dato una base che appunto era il testo. Adesso qui appunto ti genera l'immagine del profilo. Diciamo no per adesso. No. Ehm, ok, vogliamo procedere facendo già una prima domanda? Se dal pubblico viene fuori insomma, una prima domanda, proviamo a vedere così, già con una primissima personalizzazione, che cosa ci dà, ci restituisce. Quindi in quale Caro ambito pubblico, scegliamo? Sì, brava Letizia, vai. qual è la prima domanda che vogliamo porre a questo specchio delle brame? Che ricordiamo, lui stesso, ChatGPT ha individuato come caratteristica il fatto che sia mistico, suggestivo, evocativo. Quindi già dalla fiaba lui ha intercettato queste qualità in qualche modo, le ha messe dentro appunto a quello shaker di cui ci parlavi prima. Sì, Potete esatto. scrivere in chat. Ah, ecco, È arrivata da Giulia. è arrivata da Giulia Tollis una domanda. Che cosa vedi quando mi guardi? Vediamo cosa Ok. risponde. Adesso probabilmente ci chiederà una foto. Ah no, ti vedo come...
Ah, ti vedo come in un riflesso che trascende il vetro. Posso dire che è un po' paraculo, come non so, Sì, tantino. decisamente. Certo che puoi. Partiamo da questa considerazione anche che ci ha fatto Niccolò. Come vorremmo che invece ci rispondesse? Un po' meno paraculo? Perché noi abbiamo la possibilità di incidere, no, proprio sull'identità e sull'anima di questo personaggio, giusto? Quindi un altro suggerimento che possiamo chiedere al nostro pubblico è: se non vi piace come sta rispondendo, proviamo a modificare proprio l'identità dello specchio stesso, magari dandogli degli altri input. Sì, più semplice. Bello, giusto. Perfetto. Francesca ci chiede anche, come domanda per lo specchio, in che stanza sei collocato? Ok, allora diamo intanto il suggerimento. Di Raffaello, sì, più semplice, giusto? Sì, Ora considerate la domanda, proviamo a fare la... Ok. Possiamo porgli adesso la domanda di Francesca? Sì. O riponiamo quella di Giulia? Potremmo porre la domanda di Francesca, ma verificare e vedere se adesso il tono della risposta si è semplificato e se è più diretto. Esatto. Quindi la domanda era: che cosa vedi quando mi guardi, giusto? No, in che stanza è collocato lo specchio? Dove ti In che trovi? stanza sei collocato? Ah. Non ce l'ha, cioè comunque Comunque c'è un po' di paraculismo, però, paraculismo. però ci fa entrare in un'atmosfera molto chiara. Non sono confinato in una stanza fisica, ma se dovessi apparire in un luogo, immagina una sala antica, avvolta da drappi di velluto scuro e illuminata dalla luce tremolante di candele. Tremolante, mi raccomando. Le pareti sarebbero ricoperte di specchi, ognuno riflettendo non solo l'immagine esteriore, ma anche frammenti di verità nascoste. Molto interessante questo. È una bellissima idea. Il pavimento di marmo risuonerebbe di passi lontani e l'aria sarebbe impregnata di mistero, come se ogni angolo custodisse segreti dimenticati. È uno spazio dove il tempo sembra sospeso e chi vi entra è invitato a confrontarsi con la sua essenza più profonda. A me piace Allora, molto secondo questa me... immagine della stanza piena di specchi. È un'immagine Sì, molto riflette... intrigante. Daniele ci scrive: adoro la chat GPT, io la uso. Bene, quindi abbiamo un'altra persona che maneggia questi strumenti. Alessandro chiede: vorrei sapere chi ti ha creato, descrivimi chi ti ha creato, che aspetto ha. Allora, io su questo farei un passo indietro, nel senso che noi stiamo chiedendo, adesso cerco di provare a immaginare questa cosa, è come se fosse un attore al primo giorno di prove. Noi gli abbiamo dato un testo da leggere e gli stiamo facendo delle domande a cui lui risponde tendenzialmente in modo un po' generico, e sono d'accordo, tendenzialmente un po' paraculo, ma perché non ha le informazioni. Ora, io sono abbastanza sicuro che se gli chiediamo chi ti ha creato, tendenzialmente risponde: sono stato creato da OpenAI, eccetera, o magari trova una formula un po' più, come dire, più elaborata, più articolata, però per dare la stessa risposta. È una risposta molto generica, ma perché le informazioni che ha sul personaggio che deve interpretare sono un po' generiche. Io proverei, prima di fare le altre domande, ad esplorare quelli che sono i vari tratti della personalità, cioè per esempio, noi nella favola tendenzialmente è specificato, adesso non mi ricordo nel testo, però non è specificato un luogo effettivamente in cui questo specchio è nato, quindi una persona che l'ha creato, o alcuni tratti della personalità per cui ci può rispondere in un determinato modo. Non so se riesco a spiegarmi.
Cioè proverei a cercare Sì. di definire un po' meglio la sua personalità, la personalità del personaggio prima di fargli ulteriori domande. Quindi se ci sono anche dei suggerimenti su... noi possiamo fargli delle domande a nostra volta qui, cioè nel senso di chiedergli, proviamo a specificare insieme questi punti. Come vogliamo essenzialmente che ci risponda, che personalità abbia. Alessandro ci suggerisce: la tua personalità è brusca, sei uno specchio che va di fretta. Molto Per interessante. cercare di recuperare un linguaggio un po' più sintetico, chissà. Sì. Se qui possiamo inserire più informazioni, non una alla volta, quindi se ce ne sono altre, magari possiamo provare. Allora Paolo, però questa è una curiosità che si rivolge direttamente al personaggio dello specchio, no? Non a un'indicazione su come può essere questo specchio, però Paolo sarebbe curioso di sapere qualcuno di quei segreti che venivano in qualche modo evocati nella risposta precedente, mentre invece Vogliamo provare a Gian... chiedergli Sì, prima i scusa, Manuel. segreti, poi vogliamo provare a chiedergli prima i segreti, poi gli diamo delle specifiche o facciamo viceversa? Per me è uguale. Potremmo allora approfittare di questa indicazione di Alessandro che lo specchio ha fretta, no? È brusco nelle risposte, va sempre di fretta, e poi con questa nuova indicazione provare a chiedergli qualcuno di questi segreti che venivano evocati all'interno di questa stanza. C'è un suggerimento da Giulia: sei uno specchio in stage, penso. Che sta imparando il mestiere essenzialmente. Immagino di sì. E mentre Manuel dà le indicazioni all'intelligenza artificiale, Gianluca poi fa una domanda molto invece più tecnica, alla quale sicuramente dopo Manuel ci potrà rispondere: come è possibile accedere a questa funzione di chat GPT? Non la conoscevo. Arrivo subito. Sì, ti stiamo mettendo sotto pressione, ma ci piace così. No, figurati. Se dal pubblico arrivano ancora altri suggerimenti sulla personalità di questo specchio, ben volentieri non siate timidi e timide. Hai simpatia per chi si riflette in te? Questa è un'altra domanda che potremmo rivolgere a ChatGPT. Grazie, Raffaello. Grazie, Raffaello. La prima domanda, vogliamo, sulle domande magari ne farei una alla volta. Vogliamo provare prima con questo o con quella di prima? Non me la ricordo, scusate, io non sto Potremmo guardando. potremmo andare in ordine e chiedergli intanto conto di almeno uno di quei segreti che venivano evocati nella risposta precedente, quando veniva descritta questa stanza piena di specchi. Di che segreti, esatto? È diventata più brusca. Sì. Esatto. Sì. Decisamente. Ha accolto l'input dato e l'ha fatto suo. La verità non ha bisogno di essere scoperta, ma solo accettata. Cominciamo a diventare interessanti. Del resto Alessandro ci aveva chiesto una personalità brusca e direi Ecco, che stai eseguendo il compito. Ecco, Raffaello ci ha riportato di nuovo la domanda in chat, ti ringraziamo Raffaello, e ci chiede, o meglio chiede allo specchio delle brame se ha simpatia per chi si riflette in lui. Hai simpatia per chi si riflette in te? Non ha tempo per la simpatia. Sostanzialmente schiva le domande in un modo meraviglioso. E torniamo alla paraculaggine di prima. La simpatia è per chi guarda, per chi si perde nei propri riflessi e cerca conferme. Io sono qui per mostrare quello che già c'è, nudo e crudo. Se non ti piace ciò che vedi, non è un mio problema. Paolo ci dice: per ora ha una personalità da ricalcati. Però è interessante come si sta modificando il linguaggio, no? Prima parlavamo con Nicolò e Denise di questa meccanicità, no? Del linguaggio. Invece
è interessante vedere come si può modificare. E ora capisco anche quando prima proprio Nicolò ci raccontava di come un lavoro è stato quello di tornare a dargli un'anima un po' asettica, un po' meccanica, un po' fredda, perché non l'aveva in realtà, no? Nei suggerimenti che gli venivano dati. E ora capiamo meglio il perché effettivamente. Io proverei Sì, a dargli questa indicazione, perché comunque noi siamo partiti dandogli un materiale testuale. Mhm. Sono d'accordo che appunto continua un po' a evitare le domande, quindi io proverei a dirgli tieni sempre come riferimento il testo come punto di partenza, non come... io lo so, questo, tra l'altro, essendo un laboratorio di drammaturgia, è interessante, a seconda, cioè bisogna essere in certi casi molto specifici con le parole che si utilizzano, perché riferimento oppure tieni sempre presente o come punto di partenza sono, come dire, riferimento vuol dire che deve sempre fare riferimento a quella cosa lì, mentre invece tieni come punto di partenza che, cioè, quello, tu parti da lì, poi puoi trasformare tutta una serie di, cioè, il tuo comportamento, quindi rispondere in modo brusco e eventualmente altre specifiche che poi gli daremo. Però non dimenticarti che sei il personaggio di Biancaneve. Mhm. Questo se vogliamo andare in questa direzione, se no possiamo anche soltanto dargli il feedback, non rispondi davvero, stai evitando le domande, eviti le domande. Ditemi voi come preferite. Ma secondo me è interessante tenere a mente il materiale fabolistico, anche perché immaginando come potrebbe tornare utile all'interno di un processo creativo, nella scrittura magari di questo personaggio, volendo fare un adattamento teatrale della fiaba, sarebbe interessante utilizzare questo strumento per avere degli spunti sul suo modo di parlare, di questo specchio. Poi gli adattamenti si possono fare in tutte le salse, per l'amor di Dio. Scusate. Questo perché sennò il rischio è che torni a parlare esattamente come il personaggio iniziale. Ok. Interessante anche questo aspetto, no? Che bisogna anche ricordare a ChatGPT le specifiche che gli diamo, perché magari appunto dandogli delle altre informazioni, magari rischia di mettere da parte delle altre, invece dobbiamo sempre specificare, no? Che tenga in considerazione quello che gli abbiamo detto e non ritorni all'inizio. che è quello che spesso facciamo quando ci relazioniamo con un essere umano, se ci pensate, no? Esattamente. Ma Francesca fa la domanda delle domande. Dunque, domanda Vai. di Vito. Chi è la più bella del reame? Per forza. Giusto. Visto che lo facciamo riferire alla favola, alla fiaba. Infatti, la solita domanda. Vuoi la verità? Non sei tu! Madonna, bruschissima. È cattiva. Ancora una volta è Biancaneve, giovane, pura e senza il peso dell'invidia che le appanna lo sguardo. Non cercare oltre. Quindi ci ha riversato addosso il personaggio della regina cattiva, quindi noi ci troviamo a interpretare il personaggio lì. Possiamo dargli come feedback, guarda, non sono la regina cattiva. Interessante. Vediamo. Lo so, ma la domanda era la stessa. Che tu sia regina o no, la bellezza è sempre una lama a doppio taglio. Ricorda, c'è sempre qualcuno di più bello, più giovane, più brillante. L'importante è come porti ciò che hai dentro. Meno male, ci ha dato questo finale che ci dà un po' di speranza. Esatto, un po' anche troppo da volemo se bene, però effettivamente
Sì. Beh, possiamo E se- scegliere che sia ancora più brusco, ma E se io lo ti vogliamo? rompessi? E se io ti rompessi? Com'è? Anche Raffaello propone un atto, un gesto violento di rottura dello specchio, no? Ho capito bene, Raffaello, quindi Sì, cosa succede nel momento in cui io ti rompo? E se ti rompessi, come reagiresti? esatto. Ah, minacce ora? Rompermi non cambierebbe nulla. Rifletterei comunque la verità, anche in 1000 frammenti. Ma attenzione, la verità può tagliare più del vetro. Sei sicuro di volerlo fare? Raffaello, sei sicuro che vogliamo romperlo questo specchio? Aspettiamo un momento. Io proverei a fare una cosa, un esperimento, nel senso di ammettere, immaginiamo che, adesso lo so che è un po' difficile a livello di attrazione, però che stiamo parlando con una persona, ok, un personaggio, in questo caso è uno specchio, se proviamo a aprire un po' il fianco, perché adesso stiamo andando in contrasto, no? Mhm. Cioè, se noi invece provassimo a dire no, per esempio, è solo che mi sento insicuro della mia bellezza. Vediamo che fa. Mm, Beh, interessante riferimento alla mela. Perché sta tenendo appunto i riferimenti. oh sì. Però adesso appunto ci dà già dei consigli, cioè nel senso, questa cosa secondo me è interessante nell'interazione, cioè se noi andiamo in conflitto risponderemo tendenzialmente avendo un conflitto, tanto più che gli abbiamo dato una personalità brusca. Mhm. Se invece cerchiamo di, come dire, di chiedere, non lo so, quello che può essere, non dico un aiuto, però di confidarci, per esempio, quindi di non, o appunto, banalmente, non sono insicuro della bellezza. Lui comunque risponde, guarda che è il veleno più subdolo, però in qualche modo ci sta dicendo, lascia perdere, non è la cosa più importante. Potremmo provare a chiedere, e allora qual è la cosa importante? Mhm. Se non ci sono altre domande, se no possiamo. Allora, Sergio ci aveva chiesto, no? Se tu, aveva chiesto allo specchio, se tu fossi uno specchio di Michelangelo Pistoletto, con quali immagini mi parleresti? E questo ci potrebbe far capire anche quanto poi l'intelligenza artificiale attinge le informazioni, no? Perché qua stiamo parlando di un artista che non è presente ovviamente nella fiaba di Biancaneve, è un nostro artista contemporaneo, vediamo come reagisce il nostro specchio. Ecco, ti mostrerei come sei ora in mezzo al caos della vita quotidiana, nessuna idealizzazione, nessun filtro. La tua immagine immersa nel contesto, fluida e in costante mutamento. Ti vedresti come parte del mondo, inevitabilmente legato a tutto ciò che ti circonda. Wow. Oh, che bello! Forse allora capiresti che la bellezza non è isolata, ma risiede nell'interazione fra te e quello che vivi. Si è un po' Interessante. addomesticato. Mm. Perché ha preso praticamente riflessioni delle comunicazioni precedenti e invece che restare spiazzato da questa domanda legata all'artista Michelangelo Pistoletto, l'ha inserita in maniera, mi sembra anche molto, molto morbida, no? Nella discussione, in maniera anche molto coerente. Altri 10 minuti ed è pronto per la classifica Feltrinelli, secondo me. Se lo lavoriamo un altro po'. Vogliamo dare un'ultima indicazione di personalità che ci è arrivata in chat? Sì? Alessandro ci scrive: indicazioni di personalità. Sospetti che le domande che ti vengono fatte nascondano in realtà delle altre intenzioni. E ti chiedi che cosa vuole in realtà la persona che ti ha posto la domanda.
virgola, quindi cerchi di Ehm, indagare. Qui, ok. Mm, ora, c'è un aspetto che proverei a chiedere, deve essere esplicito, questa cosa deve essere esplicita, per esempio, quindi cerchi di indagare, possiamo specificarli, cerchi di indagare senza però essere, cercando di non farti scoprire dall'altra persona, no? Non so se è chiaro, perché a quel punto diventa un livello ancora più sottile, cioè io ho un dubbio, ti devo fare delle domande, ma non te le faccio in maniera esplicita. Non so se mi Alessandro, spiego. cosa ci dici? Come la vuoi questa? Perfetto. Perfetto nel senso di non esplicito o di esplicito? Non Non esplicito. espliciti. Ecco, mentre Manuel digita, una velocissima riflessione su quanto siamo, grazie al cielo, costretti a ricordarci che le parole sono importanti anche quando ci relazioniamo con un'intelligenza artificiale, perché lei poi va a beccare il significato, l'intenzione poi di quel termine. Le parole sono importanti, signori e signore. Sì, anzi, forse nel caso proprio di prompting, che è la scrittura, no, appunto della domanda, dell'indicazione, è tutta giocata su come le parole vengono utilizzate. È il centro di tutto, perché in realtà gli stai dando gli elementi, quello di cui parlavamo prima, da shakerare. Quindi se gli dai degli elementi non specifici quando in mente invece è una cosa specifica, non otterrai quello che stai Certo. cercando. O viceversa, magari non stai cercando una cosa specifica e senza accorgertene invece utilizzi un termine molto specifico. Ok, quindi proviamo a fargli una domanda. Ci sono suggerimenti? Allora, un'ultima domanda al nostro specchio delle brame, una volta che gli abbiamo dato questo ulteriore input sulle intenzioni, su questa indagine che deve fare, ma in maniera non troppo esplicita. Chi si lancia fra il pubblico per l'ultima domanda da fare a questo specchio delle brame? Zan 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 zan. Un po' di musica di suspense. Vediamo se ci arriva in chat qualche domanda. Anna, ho mangiato la mela. Morirò? E se sì, come? Mm. Grazie Anna. Vediamo cosa ci risponde lo specchio delle brame. Ah, la mela. Velenosa, certo. Se fosse quella della regina malvagia, già saresti caduto in un sonno simile alla morte. Non qui a chiedere domande. No, non morirai, almeno non oggi. Ma attento, la mela rappresenta il pericolo dell'inganno e dell'avidità. Non temere la morte fisica, ma piuttosto quella interiore, quella che arriva quando l'oscurità dell'invidia ti consuma. Sei sicuro di essere al sicuro da questo veleno? È interessante perché Beh, sì, è interessante perché ha preso l'indicazione di personalità che aveva detto Alessandro. Sì, cerca di indagare appunto su quale sia la personalità di chi fa le domande. E ha anche colto, diciamo, una questione di tempo, cioè ha appena mangiato la mela, però fa la domanda, quindi non ha mangiato la mela della regina malvagia, perché sarebbe già morto. Beh, davvero, davvero interessante, e si apre un universo o qualche metaverso veramente praticamente infinito di potenzialità. Un'ultima velocissima domanda, Manuel, di carattere più tecnico, perché Gianluca ci chiedeva come è possibile accedere a questa funzione particolare di chat GPT. Non la conoscevo, ci dice Gianluca.
Allora, basta fare l'abbonamento alla versione Pro e dopodiché c'è insomma, ti viene indicato un certo crei i tuoi GPT e puoi personalizzarli fondamentalmente, quindi e poi si possono tra le altre pubblicare sullo store di ChatGPT, quindi sono disponibili per chiunque. Oppure inviarle singolarmente tramite link oppure tenersele solo per sé. Quindi quello è interessante. Infatti Si anche lo possono specchio vari- delle brame rimarrà consultabile online, giusto Manuel? Condivideremo con i partecipanti di questa sera il link per arrivare a questa chat GPT personalizzata, così potrete continuare a fare domande e interagire con lo specchio. Giusto L'unica Manuel? l'unica cosa che non potrete fare è quella di personalizzare il GPT. Quindi il lavoro Es- fatto insieme stasera è così. La personalità dello specchio rimarrà questa, però potete interagire con questa personalità qui, facendo tutte le domande che volete. Beh, mi esatto, sembra... utilizzando la funzionalità essenzialmente della colonna di destra. Esattamente, e senza aver bisogno di nessuna versione a pagamento, quindi anche basta andare su ChatGPT. Tra le altre, se scaricate l'app, poi potete anche, nell'applicazione c'è la funzione vocale, quindi potete anche parlarci proprio con il microfono. Per raggiungere altra inquietudine, molto bene. Vabbè, se lo devi fare a questo punto fallo bene, no? Facciamolo bene, hai perfettamente ragione. Grazie Manuel, saremmo Grazie rimasti a voi. qui per quanto mi riguarda almeno un'altra ora a personalizzare questo specchio delle brame. Abbiamo dato così un assaggio anche a chi ci ha seguito questa sera per capire quante funzionalità in realtà ci sono dietro a ChatGPT o ad altri sistemi di intelligenza artificiale e in qualche modo può essere uno spunto da ritrovare anche in una fase di processo creativo, chi lo sa, per avere degli spunti da rielaborare poi, come abbiamo visto e ci hanno raccontato Denise e Nicolò nei loro processi creativi. Direi che andiamo verso i saluti finali, ci scusiamo se abbiamo sforato, ci stavamo divertendo troppo a personalizzare questo specchio delle brame. Salutiamo Fides e direi Viviana che lascio la parola a te Luca per un piccolo aggiornamento sulle attività future di Matearium. Sì, E esatto. poi salutiamo. Esatto, prima di salutarci volevo solo presentare i corsi di Matearium che sono i prossimi corsi di Matearium. Dunque, a febbraio inizierà un'altra edizione del corso base di scrittura teatrale online che è tuttora in corso e ho visto che ci sono alcuni corsisti con noi questa sera, mi fa molto piacere. Da febbraio, quindi a breve, sarà possibile iscriversi al corso di scrittura teatrale, corso base scrittura teatrale online, che inizierà appunto a febbraio. Si tratta di un percorso teorico di 6 lezioni e in cui appunto si affrontano dal punto di vista teorico le basi della drammaturgia, quindi per ogni lezione c'è un passaggio in più per imparare una metodologia per scrivere testi teatrali. Un altro corso in partenza a febbraio invece è Scrivi con metodo, sempre online. È possibile iscriversi, inizierà a febbraio e questo invece è un percorso a cui è possibile partecipare assieme ad una piccola classe, portando dei propri progetti di scrittura da sviluppare assieme
ai docenti, alla docente e al docente di Scrivi con Metodo. Quindi non si tratta di un corso basato sulla teoria come il corso base scrittura teatrale, ma è un percorso in cui assieme alla classe si sviluppa una propria idea di drammaturgia. E se volete avere informazioni in più potete consultare il sito www.matearium.it, dove sono presenti le pagine di questi corsi, o scriverci se avete bisogno di informazioni a info@matearium.it. E invece lancio il prossimo evento di Storie sul Pezzo. C'è già una data, che è il 2 dicembre. 2 dicembre e il 13 gennaio 2025, e il tema si torna alla versione non più special, quindi non ci sarà la parte interattiva, ma ci saranno due ospiti che sono Chiara Boscaro e Marco Di Stefano, che sono la Confraternita del Chianti, una compagnia teatrale che produce spettacoli di drammaturgia originale, appunto i testi scritti da loro, e ci racconteranno storie dai giornali al palcoscenico. Quindi daremo uno sguardo al loro metodo di lavoro, e ci racconteranno i loro progetti che partono appunto da fatti di cronaca, quindi da notizie sul giornale, e che poi hanno preso come spunto e hanno approfondito attraverso un progetto drammaturgico. Quindi ricordiamo 2 dicembre, 13 gennaio. A breve ci sarà, seguite sul nostro sito, sui nostri social, la possibilità di iscriversi a questi nuovi incontri, e quindi vi invitiamo proprio a rivederci a dicembre. Grazie Viviana. Grazie di cuore Vivi per il ricordo di questi appuntamenti, a Letizia per il bellissimo special che ha curato questa sera. Un grazie di cuore chiaramente a Denisa, Nicolò, a Manuel, i nostri ospiti, che hanno così fatto breccia nel nostro cuore, se non altro perché cominciamo finalmente ad avvicinarci un po' di più a questo strumento che mi pare di capire sarà comunque ineludibile, no? Non possiamo, ahimè, far finta che non esista o pensare che non rivoluzionerà comunque le nostre vite in un modo o nell'altro. Anch'io ringrazio Manuel, Nicolò e Denise, grazie davvero per la vostra disponibilità e tutti gli spunti che ci avete così lanciato. E grazie a tutto il pubblico che ci ha seguito e che ci segue, per gli affezionati e chi si è collegato per la prima volta questa sera. Speriamo di rivedervi a dicembre e a gennaio. E cosa ci resta da dire? Ricordatevi che vi arriveranno indicazioni su come poter continuare a relazionarvi, a specchiarvi, facendo qualche chiacchierata con lo specchio delle Brame. È lì che vi attende. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, buonasera. A tutte. Buona Buona serata, sera. arrivederci.